32 anni fa la mafia uccideva il giudice Rosario Livatino, proclamato beato e martire della giustizia. Alzheimer, oggi passeggiata dei ricordi alla Valle dei Templi di Agrigento. Tavola rotonda per dibattere del dossier appena inviato al Ministero. Prete Bresciano celebra messa a Mazzara in tenuta ciclistica e polemica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi è l'anniversario della morte del giudice Rosario Livatino. La mafia lo uccideva 32 anni fa. Il giudice ragazzino di Canicattì è stato proclamato beato, martire della giustizia. Il servizio. 32 anni fa la mafia chiudeva i conti con Rosario Livatino, giudice integerrimo e in trincea contro Cosa Nostra. Era la mattina del 21 settembre 1990. Il magistrato stava andando in automobile in tribunale ad Agrigento quando venne assassinato mentre stava percorrendo il viadotto San Benedetto. I sicari spararono numerosi colpi di pistola. Livatino tentò una disperata fuga, ma venne raggiunto e finito dai sicari. Killer e i mandanti del delitto sono stati tutti condannati all'ergastolo. Secondo la sentenza, il magistrato fu ucciso perché perseguiva le cosche mafiose, impedendone l'attività criminale laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista. Giovanni Paolo II lo definì martire della giustizia e indirettamente della fede, quando ad Agrigento, il 9 maggio del 1993, lanciò il suo anatema contro i mafiosi. Lo dico ai responsabili, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio. Oggi è la giornata del ricordo del giudice ragazzino, proclamato beato il 9 maggio 2020 nella cattedrale di Agrigento. 21 settembre 1990, il tragico evento. Oggi tutti qui per ricordare la figura del beato Livatino. Ed è già una grande cosa, speriamo di non fermarci al ricordo, ma di andare oltre, andare alla memoria, andare quindi alla raccolta della testimonianza. È questo che salverà la Sicilia, non certamente il commemorare da lontano quelli che sono stati i capisaldi di questa nostra regione. Penso ai magistrati, ma anche ai poliziotti, agli imprenditori, ai politici che hanno perso la vita, ai giornalisti che hanno perso la vita per un futuro diverso di questa Sicilia. Però se ci limitiamo a commemorarli, a ricordarli e però a comportarci in un certo modo, è chiaro che la Sicilia non avrà mai un futuro roseo, non avrà mai un futuro brillante e bello. È un ricordo sempre vivo. È un ricordo sempre vivo, sempre più vivo possiamo dire, perché io continuo a registrare anche richieste provenienti da tutte le parti del mondo di uomini e donne, sacerdoti che vogliono conoscere meglio la figura di Livatino, chiedono quindi materiale biografico, chiedono le immaginette, chiedono tutto e quindi c'è questa attenzione. L'abbiamo visto anche ieri sera in una veglia di preghiera fatta alle 20 a San Domenico, che è stata stracolma soprattutto di giovani. Ecco, questi sono i bei segnali e questi sono veramente segnali che ci aiutano a celebrare meglio la memoria del beato Livatino, come di tutti gli altri che sono caduti vittime dello strapotere mafioso. Giornata importante oggi per ricordare il beato Livatino. È il momento del ricordo che non deve trasformarsi in un rito vuoto. È il momento di una condivisione che per noi istituzioni è doverosa. Quello che ha rappresentato il martirio, perché oggi possiamo chiamarlo anche così, del beato Rosario Livatino, è qualcosa che anche le giovani generazioni hanno il dovere di comprendere, di capire, ecco, perché è successa una cosa molto, molto grave, veramente, qualcosa che è una ferita in questa provincia dove c'erano state le guerre di mafia, ma non si era mai arrivati ad alzare il tiro in maniera così forte, così decisa. Quindi diciamo che nella disgrazia di quello che è accaduto, in realtà è stato seminato un qualche cosa, c'è un lievito che piano piano è cresciuto
e che sta dando anche la possibilità alle giovani generazioni di leggere i fatti, le vicende anche dolorose di questa provincia da un'altra ottica, perché se la criminalità organizzata purtroppo ha seminato morte, distruzione e anche determinato un sottosviluppo che purtroppo è l'altro aspetto della questione, c'è stato chi in questa provincia ha lavorato per contrastarla con l'esempio, con la propria vita, arrivando purtroppo suo malgrado al sacrificio supremo. Giornata importante oggi per ricordare il Beato Livatino. Le istituzioni sono presenti proprio per non dimenticare ciò che fu il sacrificio di un magistrato valoroso che operò nella nostra città. Un momento incancellabile, penso, per tutti quelli che sono nati da queste parti o hanno lavorato da queste parti, perché ci ricorda una storia di coraggio, di passione civile, di serietà, di dedizione al lavoro e di amore per gli altri e per questa terra. Lei ha citato nel suo ricordo al Beato Livatino anche un testimone di giustizia, Nava. Sì, perché è una storia poco conosciuta che forse dovrebbe essere maggiormente divulgata, perché quest'uomo ha, come dicevo prima, ha perso la vita in senso un po' diverso da quello ovviamente di Livatino, in senso anagrafico. Si è trasferito, intanto ha perso il lavoro, si è trasferito, ha cambiato tante residenze, ha cambiato tante identità, e questo con determinazione nella ricerca della verità e con il coraggio appunto di cercare sempre, aiutare l'autorità giudiziaria nella ricerca della verità. Infatti le sue dichiarazioni sono state fondamentali per l'individuazione dei colpevoli. L'esempio di Livatino è un esempio che si porta davanti ai giovani magistrati che si approcciano alla loro carriera. Certamente noi ovviamente siamo di una diversa generazione, però ecco, ci sono i nostri colleghi più anziani che ci raccontano le camere di consiglio che facevano con Rosario, il suo equilibrio, la sua imparzialità e la sua riflessività. Livatino è oggi e resterà un modello da seguire. Vediamo. Arturo Tortorici, rappresentante dell'Unione Mutilati per il Servizio, oggi presente a questa iniziativa in onore della beatificazione di Livatino, del ricordo di Livatino, anche una bibliografia dove ci sono, diciamo, anche il ricordo di Livatino. Sì, ho l'onore di rappresentare tutti i servitori dello Stato. Io sono presidente provinciale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Chi siamo noi? Noi rappresentiamo tutti i corpi di polizia, tutti coloro che sono morti nell'adempimento del proprio dovere per fatti di mafia. Ed era dovere e obbligo oggi essere qui presenti per ricordare la giovane figura di allora morto nell'adempimento del proprio dovere per combattere la mafia. Da solo si parte da Canicattì con un'utilitaria, grande magistrato. Oggi i magistrati hanno le scorte, lui da solo ha combattuto la mafia e l'ha saputo combattere con onore e con orgoglio pagando il tributo di sangue, e noi ne siamo onorati, la sede nazionale e tutti noi, di rappresentare questi servitori dello Stato. 3 proiettili calibro 38 e un mazzo di fiori secchi sono stati lasciati davanti l'ovile di un allevatore di Licata, 33enne, da qualche anno residente fuori città. Il gesto non lascerebbe spazio alle interpretazioni e viene letto nell'ottica di una grave intimidazione, i cui motivi però restano al momento ignoti. A fare la scoperta è stato il 33enne giunto sul posto. L'uomo si è poi recato al locale commissariato denunciando l'accaduto. Gli agenti della scientifica, che hanno eseguito dovuti accertamenti a caccia di elementi utili, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di inchiesta. Truffa all'Unione Europea e al sistema antimafia, 13 arresti, sequestrati beni per 3 milioni. I dettagli nel servizio.
Le mani sui contributi all'agricoltura e truffe per aggirare l'interdittiva antimafia. 13 gli arresti eseguiti dai finanzieri della tenenza di Nicosia che hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Contestuale il sequestro di beni, denaro e 4 aziende agricole ennesi per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Contestati dalla DDA di Caltanissetta i reati di interposizione fittizia, truffa, falso, reimpiego di capitali illeciti, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, reati commessi a Centuripe, Regalbuto, Troina, Adrano, Catania e Randazzo. Tra i 7 destinatari della custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione denominata Carta Bianca c'è un avvocato del Foro di Catania, ex direttore dell'azienda Silvopastorale di Troina. Altri 6 sono stati posti ai domiciliari. Sono accusati di avere fittiziamente attribuito la titolarità delle loro aziende di proprietà immobiliari per continuare a percepire i contributi erogati nell'ambito della PAC, aggirando così l'interdittiva antimafia a loro carico. Le indagini della Guardia di Finanza di Nicosia e della DDA di Caltanissetta, con a capo il procuratore Salvatore De Luca e coordinate dai sostituti Pasquale Pacifico e Dario Bonanno, hanno consentito di acclarare come il metodo fosse sempre quello da tempo denunciato dall'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, cioè le sistematiche infiltrazioni nel settore dei contributi europei per l'agricoltura. Questa volta a cadere sotto la scure della giustizia e del protocollo Antoci è una famiglia criminale che utilizzava prestanomi, visto che i suoi componenti erano impossibilitati a conseguire contributi comunitari in quanto destinatari di interdittiva antimafia ai sensi del protocollo, oggi legge di Stato. Inoltre, per poi rientrare dalle somme erogate ai prestanomi, effettuavano emissione di fatture false per operazioni inesistenti. Circa 1200 ettari di pascoli demaniali hanno permesso agli indagati di percepire illecitamente elevati contributi comunitari. La squadra mobile su delega della Procura ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP a carico di Francesco Mistretta e Alessandro Tutone, entrambi pregiudicati. Sarebbero loro gli autori della rapina a un furgone di tabacchi avvenuta il 14 giugno scorso. In quell'occasione furono anche sequestrati i dipendenti della ditta mentre stavano eseguendo delle consegne nella zona di Via Oreto. Furono portati via 8 colli di sigarette e un bottino di circa 15.000 euro, in parte recuperato dopo il furto. I poliziotti sono arrivati a identificare Mistretta e Tutone esaminando le immagini della telecamera del furgone che ha ripreso tutte le fasi dell'assalto. I 2 pregiudicati, già noti alle forze dell'ordine, sono stati così individuati. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire su una misteriosa caduta nel vuoto da un muretto nei pressi di via Empedocle ad Agrigento di un immigrato originario del Gambia. Il giovane, forse alla vista delle auto della polizia, ha tentato una fuga cadendo di sotto. Ha riportato traumi sparsi, diverse fratture e una lesione al fegato. Adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ulteriori controlli hanno accertato che l'immigrato fosse in possesso di 80 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il fatto è avvenuto in prima mattinata verso le 7:30. Indagano gli agenti della squadra mobile di Agrigento. Il 25 settembre prossimo gli italiani sono chiamati a eleggere Camera e Senato, i siciliani anche il presidente della regione e i deputati ARS. I dettagli sul sistema elettorale e le modalità di voto nel servizio. Vediamo. È quasi tutto pronto per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Si voterà dalle 7 alle 23, dopodiché inizierà in tutta Italia lo spoglio delle schede elettorali. Il rinnovo di Camera e Senato avviene con tempi anticipati rispetto alla naturale scadenza del 2023, in seguito alle dimissioni del governo presieduto da Mario Draghi, a cui ha fatto seguito lo scioglimento del Parlamento decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sistema elettorale per Camera e Senato è il medesimo, misto, proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera, colore rosa, e una per il Senato, colore giallo, concepite allo stesso modo. Sulla scheda vengono stampati i nomi dei candidati al collegio maggioritario uninominale, aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano, con ciascuno fino a 4 candidati per il collegio proporzionale plurinominale.
L'elettore dispone di diverse modalità di voto. Se vuole votare soltanto per l'uninominale, gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale, traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito, il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non c'è voto disgiunto, non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato, ma ne appoggia un altro. In questo caso la scheda verrà considerata nulla. Per la Camera il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi, 146 seggi, sono assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali. Per il Senato il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi, 67, sono assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti 122 seggi sono assegnati in ciascuna regione nell'ambito di 26 collegi plurinominali con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento. L'età minima per votare è di 18 anni sia per la Camera che per il Senato, mentre fino alle scorse elezioni per il Senato bisognava avere compiuto 25 anni. Domenica 25 settembre si vota anche per l'elezione del Presidente della Regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana con la scheda verde. La scheda è unica, ma l'elettore dispone di 2 voti. Un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione. Un voto per la scelta della lista provinciale, in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata. È prevista dunque la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro, quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per il deputato all'ARS e una preferenza per un candidato alla presidenza della regione appartenente a uno schieramento politico differente. L'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al Presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine il Presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate. Per votare, oltre alla tessera elettorale, è necessario presentare un documento d'identità, anche se scaduto, precisano le FAQ del Viminale. Vale anche una tessera rilasciata da un ordine professionale se è corredata da una fotografia. La tessera elettorale si rinnova, per chi l'avesse scaduta, all'ufficio elettorale del comune di residenza. Se gli spazi sono tutti occupati da timbri è meglio pensarci per tempo, per evitare le file dell'ultima ora. In ogni caso gli uffici comunali predisposti al rilascio delle tessere resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e nel giorno delle votazioni per tutta la durata delle operazioni di votazione. Ladri in azione in un vigneto in contrada Taverna a Canicattì. Ignoti sono riusciti a portare via ben 300 kg di uva da tavola e poi fuggire. A fare la scoperta è stato il proprietario dell'appezzamento di terra, un 64enne canicattinese imprenditore agricolo. L'uomo ha denunciato l'accaduto ai poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Hanno ben pensato di armarsi di bottiglie e pietre e scagliarle contro 2 distributori automatici di snack in via dello Sport a Porto Empedocle, danneggiandoli. Non hanno fatto i conti però con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. I carabinieri della locale stazione, dopo aver ricevuto la denuncia del titolare, hanno così estrapolato i fotogrammi e individuato i responsabili. Si tratta di un 59enne e un 54enne, entrambi di Porto Empedocle. Adesso devono rispondere del reato di danneggiamento. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.
Alzheimer. Oggi si celebra la giornata mondiale. Ad Agrigento la passeggiata dei ricordi nella Valle dei Templi. Arturo Cantella. Al via stamani la passeggiata dei ricordi, un'iniziativa lungo i sentieri della Valle dei Templi, svoltasi stamattina in coincidenza della giornata mondiale dell'Alzheimer. L'iniziativa, ideata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Agrigento, che prevede anche un nutrito gruppo di pazienti, sia accompagnato da un'equipe di operatori attraverso un percorso multisensoriale alla riscoperta di luoghi mitici appartenenti alla memoria storica di ogni agrigentino. Un piccolo corteo stamani si è snodato per i cammini della valle, assaporando la bellezza eterna del parco e riscoprendo i profumi della natura durante una passeggiata campestre tra le piante di mandorlo, udivo ed erbe aromatiche. La passeggiata dei ricordi precede un altro evento in programma sabato prossimo al Teatro Pirandello, attraverso la quale l'ASP di Agrigento si accingerà a celebrare meglio la giornata mondiale dell'Alzheimer, puntando i riflettori sulla gravità della patologia e sulle sue implicazioni sociali. All'evento parteciperà l'attore e regista Paolo Ruffini per presentare il docufilm Perdutamente nell'ambito del convegno appunto denominato La malattia di Alzheimer, un ciak sul paziente fragile. Oggi è la giornata dedicata alla malattia di Alzheimer e in questa occasione il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ASP di Agrigento ha voluto organizzare questo momento di inclusione, di condivisione, un momento di sensibilizzazione. È stato accolto con molto entusiasmo dai pazienti e soprattutto dai familiari, perché non dobbiamo dimenticare l'importanza del familiare nella gestione del paziente con malattia di Alzheimer. E questo evento precede il convegno che verrà effettuato il giorno 24 al Teatro Pirandello alle ore 14:30, in cui ci sarà un momento di riflessione con la proiezione del docufilm Perdutamente, che verrà la presenza anche dell'attore e regista Paolo Ruffini e dei produttori Luisi. E poi un secondo momento, una sessione scientifica, e quindi questi momenti sono molto importanti perché sensibilizzano verso la patologia e mettono in evidenza il ruolo che ha la famiglia nel gestire una problematica che non è solo del paziente ma che coinvolge l'intera famiglia. Oggi fattivamente cosa farete qui alla Valle? Oggi alla Valle i pazienti verranno qui al punto di ritrovo, ovviamente con una navetta, verranno accompagnati in uno stand che si troverà lì nel bar, ci sarà un momento musicale dedicato ai nostri pazienti che poi faranno un percorso guidato con gli operatori alla riscoperta proprio delle bellezze della Valle dei Templi, e questo è un momento proprio terapeutico per far rievocare le memorie che appartengono a ciascuno dei nostri pazienti. Ecco, un aggiornamento anche sullo stato della malattia, lei come medico. La malattia, le cure, ovviamente la scienza va avanti, non ci sono delle terapie definitive, ma ovviamente la cura del paziente, l'importanza della diagnosi precoce e l'importanza del lato affettivo, del lato emotivo, che porta sicuramente a un rallentamento dell'evoluzione della patologia. Ecco, oggi voi qui cercate di dare una mano fattivamente, sì. Come valuta questa iniziativa e cosa farete? Accompagneremo agli ammalati, chiamiamole così ammalati che non sarebbe anche giusto, però pazienza, e faremo quello che si può fare, sempre coordinata dalla nostra Presidente Lina Ucciardino. Questa iniziativa si muove nell'ambito di un processo terapeutico innovativo, in cui attraverso i ricordi, attraverso la socialità, con la valorizzazione delle associazioni, dei familiari, gli operatori riscoprono il piacere di questo lavoro e danno una speranza e una fiducia positiva alle famiglie e ai pazienti stessi, che attraverso i ricordi si rigenera la mente e il cervello. I pazienti sono al primo posto, ma anche le famiglie hanno bisogno di un supporto. Sì, le famiglie sono fondamentali. Quello che noi stiamo facendo in tutto il Dipartimento di Salute Mentale è lavorare con le famiglie, perché insieme possiamo ottenere di più. I familiari portano la loro esperienza e noi portiamo la nostra competenza. Inclusione, condivisione, supporto medico, insomma una bella iniziativa che non è ferma soltanto a questa giornata celebrativa. È
è assolutamente proprio questo il momento che ci vede oggi qui presenti. Insieme alla Salute Mentale, all'Associazione di Volontariato, noi come azienda sanitaria che ci occupiamo del territorio siamo qua proprio a rappresentare questo momento di unione, questo momento di sinergia per quello che riguarda il sollievo e soprattutto la costruzione futura di quello che sarà il momento dell'assistenza ai pazienti di Alzheimer. Non più solo l'assenza del ricordo, ma la speranza del mantenimento dei ricordi stessi e della costruzione di nuovi percorsi che consentiranno il mantenimento ulteriore e il sollievo delle famiglie. Cosa una giornata come questa porta all'ammalato? All'ammalato porta la gioia di poter condividere la giornata insieme ai propri familiari, insieme alle associazioni che ogni giorno lo sostengono, in un ambiente meraviglioso quale è quello di questa Valle dei Templi. Tavola rotonda per dibattere del dossier appena inviato al Ministero della Cultura per la candidatura di Agrigento a capitale italiana della cultura 2025. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi presentazione del dossier, un dossier che speriamo venga ben accolto dalla giuria. Sì, oggi stiamo presentando a voi giornalisti il dossier che il progettista, il dottore Albergoni, ha redatto. È un dossier intenso di contenuti, penso sia anche innovativo perché quello che ho sempre detto è il dossier deve avere un'anima, non deve essere soltanto una descrizione di quello che noi abbiamo, un enunciare i monumenti o la nostra storia. Oltre a questo bisogna dare un'anima a questo lavoro. L'anima penso che sia questa volta incentrata su diversi argomenti, tipo anche sull'integrazione, sull'accoglienza, perché no anche dei progetti internazionali, e Agrigento deve diventare città internazionale, città europea. Speriamo che lo sforzo di questo grande lavoro ci possa dare buoni risultati. Presidente, un dossier Agrigento Capitale della Cultura 2025, un dossier a cui lei ha partecipato in maniera attiva e fattiva, sprecando anche, mettendo a frutto anche le sue conoscenze e le conoscenze del territorio. Io mi sono limitato a fare il mio dovere e non solo, mi sono pure divertito con questo lavoro, scoprendo, fra le altre cose, una provincia meravigliosa che molti definiscono fra le più povere d'Italia, ma che di fatto è una delle più ricche, non solo sul piano paesaggistico, non solo sul piano delle bellezze naturali, non solo sul piano delle vestigia storiche, ma anche sul piano dei beni immateriali. In questo periodo, lungo per la verità, da più di 7 mesi, ho piacevolmente fatto il giro della provincia di Agrigento e ho scoperto delle cose meravigliose, che poi sono entrate come parte integrante di questo dossier di candidatura e credo che serviranno a stimolare la sensibilità, l'attenzione e l'impegno dei giurati. Noi aspiriamo ad ottenere questo risultato anche perché sarebbe un premio non solo per la città di Agrigento, ma per un vasto territorio che può rivendicare storia, cultura, letteratura, spettacolo, arte, tutto quello che effettivamente necessita per ottenere questo riconoscimento. Ma attenzione, non abbiamo finito con il lavoro. Abbiamo sicuramente registrato con soddisfazione il rispetto dei tempi, la redazione di un dossier che è sicuramente ricco e qualificato, ma da qui a quando ci sarà l'audizione, che è la seconda parte del percorso, riservata alle 10 città candidate che saranno selezionate dalla Commissione, dovremo continuare a lavorare alacremente per aggiungere altri elementi, anche in termini di partecipazione, a quello che c'è scritto nel dossier. È per questo che noi chiamiamo non solo ad uno scatto di orgoglio tutti gli agrigentini e i cittadini della provincia, ma chiamiamo ad un impegno fattivo le istituzioni, i letterati, gli intellettuali, gli artisti, in maniera da dare fiato a quella che è la loro fantasia, a quello che è il loro impegno, a quello che è l'amore per questa città e per questa provincia, perché non voglio dire che il risultato è ad un passo da noi,
però ci possiamo considerare sicuramente vicini alla meta, dipenderà principalmente da noi. Noi stiamo facendo la nostra parte, speriamo che tutti gli agrigentini e i cittadini della provincia possano fare la loro e da questo punto di vista sono particolarmente fiducioso. Che lavoro è stato redigere questo dossier, un dossier sicuramente molto complesso che ha visto non solo Agrigento ma il territorio agrigentino impegnato e partecipare proprio al progetto? È stato un lavoro entusiasmante, complesso perché riuscire a mettere all'interno di un dossier di 60 pagine la ricchezza culturale del passato e del presente di questa terra e di tutto il territorio coinvolto non è stato semplice ed è stato entusiasmante perché abbiamo riscontrato negli interlocutori europei, internazionali che abbiamo coinvolto nelle attività un interesse enorme per questa terra e un sostegno alla candidatura non in una logica di endorsement sterili, ma di desiderio di partecipare con le idee, con le proposte e con i progetti concreti da realizzare. Diceva il Sindaco, ci abbiamo messo l'anima. Questo è un progetto che ha un'anima forte, il titolo stesso, il sé, l'altro, la natura ne è testimonianza e ci sono alcune cose che stanno maturando, delle quali daremo notizia via via, che daranno ancora più forza a quest'anima che sarà un'anima agrigentina ma rivolta al contesto internazionale. L'audizione quando potrebbe essere? L'audizione sarà probabilmente nel mese di dicembre. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Prete bresciano celebra messa a Mazara in tenuta ciclistica e scoppia la polemica. Vediamo. Facciamo anche la diretta per gli amici a casa. Per chi ci segue o ci ascolterà a casa, siamo a Mazara del Vallo, di fronte al mare, nel parco proprio di fronte al mare. Don Corazzina celebra messa in tenuta da Novello Bartali durante un suo tour siciliano e nello specifico a Mazara del Vallo. Il vescovo della sua diocesi, il bresciano Pier Antonio Tremolada, al rientro in terra lombarda lo richiama con una lettera esternando inaccettabile. Non si può condividere tutto questo, continua Sua Eccellenza Tremolada. Contesto, abbigliamento, modo di trattare le sacre specie, la libertà nel formulare le orazioni e la stessa preghiera eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Alcune battute fuori luogo e infelici, aggiunge il vescovo, indossando un completo da ciclista. Il 62enne Don Corazzina, ordinato sacerdote nel 1984, in passato anche coordinatore nazionale dei Pax Christi, è un parroco officiante nel Bresciano a Fiumicello, quasi 5.000 anime. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Ad onor di cronaca il tutto si è svolto domenica 11 settembre scorso in terra siciliana a Mazara, ma si è gridato allo scandalo appena dopo la pubblicazione video dell'intera celebrazione postata dallo stesso sacerdote sulla sua pagina social. E ancora Tremolada: un tavolo come altare sotto l'albero non ci dà il diritto di agire con disinvoltura o addirittura con trascuratezza e superficialità. Quanto emerge dal video che tu hai diffuso, continua, dimostra invece proprio questo: il contesto, l'abbigliamento, il modo di trattare le sacre specie. Non si può condividere tutto questo. Ti scrivo questa lettera che intendo rendere pubblica con un sentimento di profonda amarezza. Così si apriva la missiva. Tu sai quanto apprezzi la tua sensibilità per i temi sociali e la tua attenzione per i più poveri ed emarginati, ma non condivido quanto hai fatto e considero molto grave quanto avvenuto. Alleluia, alleluia. Alleluia. Mi stupisce anche che tu non abbia pensato alle conseguenze di un simile atto, peraltro intenzionalmente portato all'attenzione pubblica attraverso i social. Come non rendersi conto dello sconcerto e del dolore che avrebbe provocato e di fatto ha provocato in tante persone che amano profondamente l'Eucaristia e la pongono al centro della loro vita di fede? Direi che per l'offertorio vorrei che qualcuno portasse qui davanti anche una bicicletta. Occorre davvero fare ammenda e chiedere umilmente scusa. Ti presto io la voce, lo faccio io a nome tuo nei confronti di tanti che si sono scandalizzati e mi aspetto che tu condivida con me questo bisogno. Ti chiedo poi di scegliere un gesto penitenziale che esprima la consapevolezza della tua responsabilità e in qualche modo intervenga a riparare quanto accaduto. Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò chiedono immediati interventi di ripristino della sede stradale di via Santa Marta a Messina, ridotta, evidenziano, in uno stato di pericoloso degrado strutturale a seguito dei lavori connessi con quelli di messa in sicurezza del torrente Bisconte Catarratti. Negli ultimi mesi, scrivono i 3 consiglieri comunali, sono stati realizzati lavori di scavo e posa di una nuova e lunga condotta fognaria nel tratto a monte di via Santa Marta. Tali lavori però a distanza di settimane non sono stati ancora rifiniti con la posa dell'asfalto e non si riescono a comprendere i motivi. Ma ad aggravare ancora di più la situazione negli ultimi giorni è stata la comparsa di pericolose voragini a ridosso dell'area di intervento, oggi debitamente recintate, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli essendo ubicate al centro della carreggiata. Per i 3 rappresentanti del civico consesso non sono più procrastinabili gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della via Santa Marta, fondamentale strada di collegamento fra il centro città, la vallata di Camaro e lo stesso svincolo di Messina Centro. Sulla questione è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello. Lì abbiamo avuto un problema ai sottoservizi, specificatamente alla rete fognaria, che come sapete in città per gran parte è di tipo misto, quindi significa che raccoglie sia le acque bianche che le acque nere. Ha avuto un cedimento la rete fognaria e quindi di conseguenza tutto il pacchetto stradale è andato svuotandosi per uno scalzamento dello stesso e quindi il cedimento stradale. Per ovvi motivi di sicurezza la strada è stata chiusa, i tecnici sia dell'AMAM per parte sottoservizi sia i servizi tecnici del comune stanno provvedendo a redigere rapidamente una perizia che possa risolvere la problematica per poter riaprire prima possibile l'importante arteria che probabilmente in questo periodo di riattivazione delle scuole sta determinando disagio alla cittadinanza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.